Siamo con Peppe Ton durante l'allenamento delle giovanili, oggi a Columberto. Peppe, parliamo un attimo della partita di domenica e quella di domenica prossima. Domenica scorsa una partita con un finale al Cardio Palma. Sì, è stata una partita emozionante sicuramente perché l'abbiamo risolta negli ultimi secondi, diciamo, siamo sempre stati avanti, però 2 volte ci siamo trovati in vantaggio, 2 volte siamo stati ripresi per qualche disattenzione, però la squadra ha ricominciato a giocare anche negli ultimi 3 minuti dopo il pareggio, ha avuto la forza di crederci. Sono stati proprio bravi a credersi. Sono stati bravi soprattutto in quello e spero che sia una caratteristica che ci accompagni durante tutta la stagione. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto perché l'avversario era veramente di spessore e di qualità. Questa è una squadra che arriverà molto avanti secondo me, quella che abbiamo affrontato. Noi però ci siamo giocati bene le nostre possibilità e con molta applicazione abbiamo cercato di mettere in campo energie sia fisiche ma anche mentali e anche qualche buon fraseggio direi nel secondo tempo. Domenica ci sarà un nuovo match in casa, come dovrete sfruttarlo? Dobbiamo cercare di sfruttarlo al massimo perché il Barison deve diventare un po' il nostro punto di forza. Affronteremo una squadra che ha avuto un risultato quanto sembra bugiardo, quindi non ci dovremo basare sul tabellino finale, che li ha visti sconfitti anche con un numero di reti subite un po' pesante, ma in realtà la squadra era andata in vantaggio, non è andata in vantaggio contro il Treviso, stava disputando un'ottima gara, poi sembra anche per decisioni arbitrali un po' discutibili sia stata penalizzata nel numero di giocatori in campo e anche nelle reti subite. Questo proprio Treviso, questo nuovo tra virgolette Treviso, proprio con il cambio in panchina. Ancora io sì, non l'ho visto, noi l'abbiamo già affrontato, quindi non posso neanche giudicare, probabilmente se cercavano una cosiddetta sollecitazione dal punto di vista emotivo, questa c'è stata sicuramente, però poi bisogna vedere come procedono, insomma, squadra di qualità, questo è fuor dubbio, bisogna vedere le difficoltà che incontreranno, come le sapranno gestire. Noi dobbiamo pensare a noi stessi che ne avremo già abbastanza, cercheremo di divertirci, di proporre un buon calcio come abbiamo sempre fatto dall'anno scorso e quest'anno con un maggior numero di giovani dobbiamo assolutamente crescere in fretta. Bocca al lupo dunque allora per la match di domenica. Crepi il lupo, saluto a tutti.